per me insomma è un onore presentarvi il mister. E è stata una scelta per me diciamo anche emozionante, perché io insomma ho anche un'altra età, però insomma il mister è conosciuto, io da piccola ho sempre seguito il calcio maschile e quindi lo sapete, mister Olivera non ha bisogno di grandi presentazioni perché è stato un campione in Italia, ha giocato in club prestigiosi e diciamo che la mia scelta sul mister è stata dettata da una conoscenza che abbiamo avuto direttamente e che mi ha trasmesso tutta la sua empatia e umanità. E come sapete nel calcio femminile è fondamentale avere queste caratteristiche da allenatore, e indistintamente che sia un allenatore uomo o donna, e sicuramente Lulu ha queste caratteristiche, cioè proprio si percepisce l'umanità che lo contraddistingue. Poi in realtà la scelta è dovuta anche al fatto che nel calcio femminile si ha la necessità di avere comunque una professionalità che non necessariamente deve per forza provenire dal calcio femminile stesso, e quindi avere un allenatore come Lulu per me è stata una scelta oculata. E il mister veniva da una precedente esperienza nel femminile e credo che anche questa scelta di orientarsi verso questo nostro movimento, che adesso è in forte espansione in Italia, sapete insomma, lo vediamo diciamo a livello nazionale per i risultati della nostra nazionale maggiore che sta ben facendo, pensiamo al risultato degli europei, ecco, e quindi è fondamentale per me avere una persona che crede nel progetto. Il progetto del femminile qui a Venezia è partito nel 2021 per volontà del nostro presidente Niederauer, che è il nostro primo tifoso, io lo dico sempre, e quindi è un asset molto importante per il nostro club. È stato un percorso dal 2021 ad oggi dove ogni anno abbiamo costruito qualcosa in più, con molta attenzione alla scelta degli staff e di tutte le persone che gravitano intorno al nostro movimento. E la rosa, lo sapete, è una rosa tendenzialmente giovane, i risultati anche dovreste ormai essere al corrente che insomma il primo anno è stato un po' il rodaggio, il secondo anno già abbiamo ottenuto il risultato della vittoria della Coppa Italia, che comunque è un trofeo prestigioso della Serie C, e il terzo anno siamo arrivate seconde, e l'anno scorso, lo sapete, per noi è stato il coronamento, il fatto del passaggio dalla Serie C alla Serie B. E è evidente che il salto di categoria si è fatto sentire e siamo in un momento un po' difficile, e la rosa è comunque competitiva, e adesso con l'aiuto del mister coadiuvato dal nostro staff io sono convinta che riusciremo a fare bene, quindi l'obiettivo è quello del mantenimento a categoria. Adesso io mi taccio e lascio spazio al mister e gli do un benvenuto, anzi un bentornato a Venezia. Grazie. Grazie. Io la ringrazio, la signora Grazia, per le belle parole e soprattutto per la fiducia che mi ha dato, e credo che abbiamo tante cose da lavorare con queste ragazze. Sono le ragazze, dal mio punto di vista, fantastici. Devono soprattutto lavorare un po' di più e capire il momento giusto, ma sono sicuro che noi usciremo di questo momento particolare, e sono sicuro che manteniamo la categoria, che è la cosa diciamo che è più importante per tutti. Bene, se volete adesso possiamo procedere con le domande sia per il mister che naturalmente per la direttrice. Prego. Buongiorno a entrambi, buongiorno a tutti i colleghi, e volevo chiedere innanzitutto alla direttrice Trentin che tipo di
mi passi il termine scossa, si aspetta dal punto di vista tecnico, appunto per le ragazze, di tutte le qualità indubbie umane di mister Alice Oliveira. E a mister Oliveira anch'io do un bentornato, non un benvenuto, perché non è certo una novità qui. E so che voi allenatori dite sono solo numeri, ma il suo sistema di gioco preferito, il modulo preferito qual è? Grazie. Ma diciamo il modo preferito dipende anche dalle giocatrici. Io sono abituato a fare un 4-2-3-1 che si può trasformare in tantissimo modo. E credo che attualmente stiamo giocando con 4-3-3 perché io quando sono arrivato non ho voluto cambiare niente perché per non cercare di avere altri tipi di problemi e mi sto adeguando anche su questo tipo di lavoro, sono contento perché ho uno staff veramente formidabile come si dice in francese. Dobbiamo soprattutto lavorare perché questa è l'unica soluzione per uscire di questo momento e credo che le mie giocatrici stanno rispondendo alla grande. Rispondo alla domanda. Dal punto di vista tecnico l'apporto del mister è fondamentale perché il problema evidentemente che ha avuto la nostra squadra è di non avere una vera e propria identità di gioco. Spiego meglio. È evidente che col salto di categoria a livello tecnico c'è bisogno di maggiore specificità in campo e noi abbiamo un mix di ragazze che vengono, alcune già da questa categoria, altre da sotto, alcune hanno avuto esperienze all'estero, quindi questa commistione chiaramente genera una diversità che a volte porta subito a una concretezza sul campo, a volte ha bisogno di un po' di pazienza e questo è il motivo per cui abbiamo chiamato il mister. Marco. Buongiorno a tutti e due. Volevo chiedere a Lulu se il tuo passato a Venezia ha avuto un peso nella scelta, nell'accettare questa proposta del Venezia e qual è stato il tuo impatto di nuovo con l'ambiente veneziano a distanza di tanti anni, da quando tu l'hai vissuto da calciatore? Ma credo che io posso dire una cosa molto importante. Io ho vissuto la mia carriera calcistica in tantissime società, posso fare anche i nomi che non c'ho nessun problema, la Fiorentina, Como, Bologna, Catania, Cagliari. Io non ho mai avuto, diciamo, mai nessuno che mi ha chiamato meno per dire vieni qua a allenare questi ragazzi o qua o di là. E per me è stato un fallimento perché quando sei un giocatore ci trattano veramente di un modo diverso e dopo quando smetti di giocare sei uno come tanti altri. Siccome io non sono mai stato nella mia vita uno che deve lecchinare da una parte all'altra per cercare di trovare un lavoro, ho sempre portato avanti la mia vita come sempre stata. Io ringrazio anche dopo tanti anni, dal 2005 che ho giocato con il Venezia, essere qua per me veramente essere come essere a casa. Buongiorno, bentornato. Ecco, il primo impatto col nuovo ambiente rispetto a 20 anni fa. Ma penso che l'impatto le strutture è cambiato tantissimo, perché mi ricordo aveva solamente questo campo qua in erba e c'era un altro qua, sembra in terra battuta se mi ricordo bene. Credo che la società ha fatto di tanto sacrificio per arrivare dove sono arrivati e credo che in questo caso Venezia c'è una struttura veramente straordinaria. Ecco, com'è stato il passaggio da allenare squadre maschili, poi le giovanili, mi sembra, negli ultimi periodi, arrivare fino al femminile? Allora, io ho avuto la possibilità di allenare soprattutto il settore giovanile qua in Veneto, ho avuto soprattutto a Campo d'Ascolo mi ha dato la possibilità, ho allenato anche a Villanova, a Campo San Pietro, soprattutto gli ultimi 3 anni ero qui a Galax e credo che la cosa importante per me era soprattutto far crescere i ragazzi, perché tante volte la società ti chiede di vincere, questo vincere è una cosa veramente che possiamo lasciare da parte. Io credo sempre nella crescita, nell'educazione di questi ragazzi e la cosa più importante è che quest'estate un grandissimo amico che fa anche il mio procuratore, si chiama Fabio Squerz, e mi ha detto guarda Lulu che c'è una possibilità di allenare quest'anno calcio femminile. Io ho detto calcio femminile,
sia come la mia ragazza sarà molto difficile, no? Se faccio una battuta così per ridere, ma io quando sono arrivato ho visto veramente la grande disponibilità di tutti quanti. Mi è piaciuto soprattutto l'atteggiamento di queste ragazze e soprattutto la voglia che loro mettevano in campo per cercare di capire quello che stavo trasmettendo. E la stessa cosa quando sono arrivato qua, il primo impatto è stato un impatto molto positivo. Abbiamo delle ragazze veramente straordinarie, di giocatrici veramente molto brave. Come ho detto anche prima, dobbiamo cercare di lavorare per uscire di questo momento particolare. Ecco, avevi iniziato la stagione a Riccione. Ecco, quando è arrivata la chiamata del Veneto, non si è capito bene, eri già a casa oppure eri scisso con Riccione? Allora, io stavo rientrando a casa perché è successo un piccolo problema il nuovo presidente con la vecchia società. Siccome loro non si sono messi d'accordo, allora io giocattolo per me era rotto, anche se in quella circostanza abbiamo già giocato 3 partite in Coppa e 3 in campionato. Quando ho saputo che c'era questa rottura, e allora ho detto qua si continua così vuol dire che le cose non andranno bene su questo tipo di atteggiamento. Allora io avevo già parlato con la vecchia società dicendo guarda io ritorno a casa e non ritorno più. In questo momento mi è arrivata la telefonata della signora Grazie e abbiamo fatto una chiacchierata di un'ora, un quarto, un'ora e mezza, mi ha spiegato tutte le cose, quando giocavo e quando non giocavo, abbiamo fatto capire veramente l'atteggiamento, la voglia che una giocatrice mette quando è in campo e mi ha trasmesso quella grande forza. Io dalla mia parte ho raccontato le mie cose, allora si è aggiunto da una parte e dall'altra un accordo che sono molto molto felice. Ecco, ultima cosa, il ricordo di quei 6 mesi difficili da calciatore a Venezia, era proprio la parabola più discendente possibile in quell'anno. Ma diciamo che io l'ultimo anno che ho fatto a Catania, i 2 anni ho fatto 28 gol e la cosa che mi è rimasto impresso è che nessuno mi voleva. Nessuno mi voleva, non so per quale motivo, e a un certo punto mi chiama il procuratore e mi dice guarda c'è la possibilità di andare a Foggia. Sì, sono andato a Foggia, ma io dopo 3 mesi senza fare niente la condizione non era al massimo e c'era l'allenatore, in quell'anno lì c'era i Principi Giannini, c'era anche Stroppa che giocava, abbiamo giocato insieme, ma io non ero e Falco perché mi mancava soprattutto la condizione fisica e allora siccome il mister mi rompeva sempre le scatole, dai vai a giocare, dai, io non sono ancora pronto, e fino a un certo punto dove ho detto va bene, vado, e quella partita era qui in Rimini, ho sbagliato rigore e contropiedi e loro hanno riuscito a fare il gol. E nell'uscita dello stadio in macchina i tifosi giustamente dicevano che io sono venuto lì solamente per in virgolette prendere i soldi e tutto quello, mi hanno minacciata e da un certo punto ho detto al mio procuratore guarda io preferisco andare via perché qua non c'è più spazio per me, e mi ha portato qui a Venezia. Qua a Venezia io la prima cosa che ho detto al mister guarda io ho bisogno almeno di 15 giorni per prepararmi bene perché io non ho ancora la condizione fisica, e dopo piano piano sono riuscito sicuramente a fare 5-6 gol in campionato e alla fine ormai la società era fallita, era già fallita, non c'era più niente, quindi non c'è da fare. C'era già Glerian come allenatore? Sì, c'era lui, c'era lui. Dopo hanno mandato via, è arrivato quello che faceva, che faceva allenatore della primavera, sì. Marco? Sì, hai citato Stroppa, immagino abbia visto qualche partita del Venezia quest'anno allenata da Stroppa. Che idea ti sei fatto della squadra? Ma diciamo che è una squadra che dal mio punto di vista in casa ha un rendimento molto, molto importante. Ho visto anche la partita dove a Catanzaro dove hanno sprecato tantissime occasioni, alla fine hanno perso la partita, ma credo che lui ha un'esperienza su
sulla Serie B o la Serie C, perché lui è stato veramente un allenatore che ha trasformato tante società in grandi società, e noi speriamo che lui può trasformare anche questo Venezia in un grandissimo Venezia, che speriamo che il prossimo anno possa conquistare un posto per la Serie A. Sì, ultimissima cosa, da giocatore come ti spieghi un po' la differenza di rendimento della squadra tra in casa e fuori del Venezia? Ma se dipende anche dall'atteggiamento dell'avversario, che qualche volta l'avversario quando gioca fuori casa c'è un atteggiamento molto diverso, perché devono vincere, allora cominciano a pressare già da un punto importante dove gli allenatori indicano di pressare, e dopo loro, se non sono in grado, la squadra deve essere in grado di superare quell'ostacolo, diventa difficile a vincere la partita.